La lunga marcia per i diritti civili non si ferma mai e passa anche per Padova. La madre dei diritti civili è universalmente Rosa Parks, la donna di Montgomery, in Alabama, che nel 1955, a bordo dell'autobus che la riportava a casa dal lavoro, si rifiutò, lei 42enne di colore, di cedere il posto a un passeggero bianco, come prevedeva la legge. Per questo venne arrestata e da quel giorno a suo sostegno iniziò in tutta l'Alabama il boicottaggio degli autobus pubblici da parte della popolazione di colore. Tutti in marcia a piedi, senza violenza, fin quando il fermo dei mezzi divenne insostenibile. Ora la marcia per i diritti civili attraverserà una passerella a lei intitolata. Il senso della passerella è il senso di ciò che unisce ed è il senso anche del camminare. In quegli anni Martin Luther King, Rosa Parks e tantissimi attivisti non violenti lottarono in modo pacifico per far presente che il tema dei diritti umani, dei diritti civili è un tema che deve riguardare tutto e deve essere garantito a tutti, perché la dignità della persona vale sempre. Padova ha scelto il giorno del compleanno di Rosa Parks per dare finalmente un nome al ponte ciclopedonale che da una quindicina d'anni attraversa il canale San Gregorio, collegando il Parco Fenice e il Giardino dei Giusti a Terranegra. Ora chi pedalando o camminando per quel crocevia sopra le acque, immerso nel verde, come hanno fatto anche i ragazzi della Media Falconetto che hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione, avrà un motivo in più per ripensare e ringraziare chi lottò per i diritti di tutti.